il bene comune richiede alcune cose. Vedete, noi utilizziamo un simbolo, che è il simbolo dei portoni. Questi tre denti possono essere, a mio avviso, legalità, progettualità e cambiamento, che si innestano sulla base che è il popolo siciliano. Noi diamo voce a questa speranza. L'FNS crede fortemente, io come segretario provinciale di Messina, che Messina abbia subito da questo punto di vista un attacco concentrico al suo futuro e al suo presente. Perché? Guardiamo bene le cose. Il progetto del ponte, che recentemente è stato, ora in questi giorni è tornato di moda, un giornale cittadino ha pubblicato un'intervista a un cattedratico che diceva che addirittura il progetto ponte sarebbe lungimirante. Io rispetto l'opinione di ognuno, ma noi lo definiamo ponte Iassuda, perché ucciderebbe Messina lentamente, strozzandola. Poi l'altro progetto, quello di dividere la Sicilia in delle regionicchie, tre, ma particolarmente nel messinese ci interessa il progetto della regionicchia siculo-calabra dello Stretto, che finirebbe per danneggiarci in maniera irreparabile. Vedete, questi progetti sono tutti concentrici e oggi sembra che la provincia di Messina, i comprensori messinesi, siano sotto profondo attacco. Da questo punto di vista è fondamentale per noi, come messinesi, quindi come siciliani, tra i siciliani, dire no a tutto questo. Ma c'è ben altro anche da mettere in campo. Si parlava poco fa di una realtà deprimente. Io dico che noi siamo portatori di speranza sociale. Tra i nostri punti, tra i punti che abbiamo trattato quando abbiamo deciso di mettere in campo questa che è l'unica vera novità politica di queste elezioni, ci sono temi come esempio quello della benzina, della defiscalizzazione della benzina, che è un tema che tutti evocano ma che nessuno ha mai voluto mettere in campo. Bastava una volontà politica immediata, ma noi andiamo anche oltre. Non diciamo solamente della defiscalizzazione, ma diciamo anche del decidere di come gestire questo bene oggi sempre più strategico. Guardate, siamo arrivati al punto che la benzina sta sfiorando i 2 euro. Guardate, che tutto questo potrebbe essere ricondotto con la volontà forte dell'Assemblea regionale siciliana a qualche cosa di realmente realizzato. Anche queste cosiddette alleanze sicilianiste che oggi si pongono all'ordine del giorno, tutti si definiscono sicilianisti. Federico Musumeci parla di alleanza sicilianista, Crocetta corteggia i sicilianisti. Il problema non è essere sicilianisti, il termine in sé vago di per sé. Il problema è che noi abbiamo un'autonomia che è stata male applicata. Diceva Sciascia, un ottimo strumento caduto in pessime mani. È stato impedito. Sì, ma il problema non è tanto questo. L'autonomia ci può servire e ci servirà per migliorare la qualità della vita dei siciliani, ma noi abbiamo in piedi una cosa ben più complessa. Come fronte noi di questo siamo convinti. Cioè abbiamo di fronte la questione siciliana che non è stata mai affrontata e non è stata mai risolta, ed è un gruppo di situazioni economiche, politiche e sociali. Io credo che questa nostra alleanza, che questo essere noi tutti insieme in Forconi Sicilia, spaventi la politica tradizionale, spaventa i partiti italiani che hanno i loro atti dei proconsoli qui, soprattutto vi spaventa il fatto che noi siamo popolari. L'accusa del popolo qual è? Siete popolari, come se, voglio dire, questa casta si potesse perpetuare in eterno. È il popolo sovrano rappresentato dai democratici che lo dice. È il popolo che è il sovrano. Certamente, loro chiusi nella loro torre di avorio, hanno dimenticato quali sono le leggi. Noi qui abbiamo rappresentanti di diverse categorie. Io sono un impiegato pubblico, sono un insegnante, abbiamo chi lavora nel privato, abbiamo agricoltori, abbiamo tutta la realtà siciliana. E volevo concludere aggiungendo l'ultima cosa, accanto agli equivoci. Il Fronte Nazionale Siciliano e i Forconi in questo abbiamo come punto al primo punto all'ordine del giorno, siamo contro la mafia e contro ogni malaffare. Questo sia chiaro. Bisogna lottare contro la mafia, perché la mafia è il peggio che impedisce il reale sviluppo della Sicilia. Posso fare una domanda? Prego. La mafia è un'erba, diciamo, Con l'intervento dico deve fare dopo. E poi io Queste già sono le parliamo. la inserisco per l'intervento. Allora, io Vincenzo Alta. concludo dicendo solo una cosa. Tutto questo quadro che ho delineato ci impone la scelta di sostenere lealmente e fraternamente la candidatura di questa nostra grande alleanza e grande unità, che è quella dei Forconi Sicilia, e di sostenere la candidatura di Mariano Ferro a Presidente della Regione Siciliana. Viva la Sicilia!
Passo la parola a Mariano Sacchi.